get it almost every night. When that moon is big and right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, siamo sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Oggi sono veramente onorata perché ho un ospite davvero speciale, ve lo presento subito. Lui è il professor Tullio Pozzan, risultato il miglior scienziato di Padova. Il professor Pozzan è il direttore scientifico del VIM, che è l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, braccio operativo della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. Ho detto tutto giusto, professor Pozzan? Perfetto. Ma le qualifiche sono veramente tantissime, dopo dico tutto quello che è, tutto quello che ha fatto e che ancora sta facendo sul fronte della ricerca scientifica. Davvero un grande titolo, una grande onorificenza, quella di essere il miglior scienziato di Padova, ma anche uno tra i primi 15 a livello nazionale. È contento? È un po' allergico ai complimenti? No, non sono allergico ai complimenti, nessuno lo è in realtà. Fa piacere, insomma, un bel È inutile riconoscimento. fare finte modestie. Quello che mi farebbe piacere dire agli spettatori, tra l'altro buongiorno a tutti, E buon appetito, e beati loro che stanno buon mangiando, io c'ho già appetito fame. a voi. Queste classifiche lasciano ovviamente il tempo che trovano e sono basate su il numero di citazioni che il lavoro di una certa persona riceve in un arco, un certo numero di anni. E quindi riflette il successo di quella ricerca, riflette anche l'ampiezza del gruppo di persone che si occupa di quel problema. È chiaro che se lei studia, è il più bravo del mondo, ma in un problema di nicchia, le citazioni che riceverà Sì, non saranno è molto poche. divulgativo dopo No, tutto per ciò che ovvie è di ragioni, nicchia. insomma. Quindi Ecco. certamente dei limiti. Non sono sicuramente il miglior scienziato padovano, ma Ma perché certamente dice di no? L'ho appena detto. è una di quelle cose che fanno piacere. Mi raccomando, io ho Fanno appena detto, piacere, è fanno una piacere. notizia di cronaca, quindi non la Senz'altro. rettifichi, Grazie. perché davvero è risultato al primo posto, secondo lo diciamo questo H-index o H-index di V-Academy, H in inglese, a sostenere che lei appunto al primo posto, il risultato del miglior scienziato di Padova, è la classifica del Top Italian Scientist della VIA, Virtual Italian Academy, sono tutti termini scientifici un po' inglesi, che si basa, come diceva lei adesso, su un particolare indice chiamato HOH Index, dal nome dell'inventore californiano Hirsch, che calcola la quantità di pubblicazioni di un ricercatore e il loro impatto in termini di citazioni nei lavori successivi. Credo comunque, per quanto sia magari uno dei metri di misura di questa essere migliori scienziati, credo che comunque si attenga insomma su dati reali, concreti, di quanto lei ha inciso sul fronte Sì, comunque della mi ricerca. permetta di aggiungere questo. Questo è sicuramente vero, cioè vuol dire che il tuo lavoro, o il mio lavoro in questo Ha dato caso un grande particolare, contributo, è stato molto notato dalla molto comunità letto. scientifica. Questo tipo di indici, questo in particolare, che è quello che oggi la comunità scientifica ritiene il più oggettivo possibile, sono utilizzati e dovrebbero essere utilizzati non come l'unico parametro per dire uno è un grande scienziato, ma sono utilizzati oggi perché permettono di dare una idea obiettiva di quello che è un certo scienziato o quello che è una comunità di scienziati. Per esempio nel giudicare un dipartimento, una facoltà, un'università. Allora si utilizzano questo tipo di parametri che non sono soggetti all'opinione mia e sua, Certo. ma sono dei parametri obiettivi perché ci sono dei sistemi elettronici che calcolano quante volte il suo nome viene citato, da quanti articoli, bla 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 bla. Bene, d'altronde la Quindi, matematica non è ecco, un'opinione e e quindi questo ci permette un po' o ci dovrebbe permettere di superare alcuni limiti nel giudizio qualitativo sui ricercatori.
certo, tutti i caveat che che non questo pecchi ha. di soggettivismi Beh, particolari, bisogna sempre, vero, attenersi all'oggettività, visto che si parla di cose sarebbe scientifiche. opportuno. Sarebbe opportuno, ecco, molto bene. Usiamo il Mi condizionale. permetta, professore, di citare, giusto perché mi fa piacere comunque presentare al meglio il mio ospite che viene a bersi il caffettino qui da noi, tutte le qualifiche, insomma, le cariche che lei può vantare, quindi anche questo l'ha portata sicuramente a guadagnarsi Sì. questo titolo. Laureato in medicina e chirurgia nel 73 all'Università di Padova, è professore ordinario di patologia generale alla Facoltà di Medicina, sempre dell'Università di Padova. Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali dal 92 al 2003 e della Scuola di Dottorato in Bioscienze dal 2003 al 2008. Stia lì, non si muova che io continuo. Dal 99 al 2001 è stato presidente dell'European Cell Biology Organization, l'ho letto bene, e dal 2000 al 2004 della Società Italiana di Biologia Cellulare e del Differenziamento. È stato membro del Comitato Scientifico di Teleton Italia dal 2004 al 2008, dal 2006 è membro della National Academy of Science USA. È attualmente direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e direttore scientifico dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. Non so se sono stata chiara sul curriculum, direi insomma che È giusto. davvero il giusto, lei è parecchio modesto, però insomma per fortuna ho questi dati scientifici che mi permettono di citare davvero tutte le cose che lei ha fatto e che continua a fare. Per quale ricerca in particolare secondo lei ha ricevuto queste segnalazioni? In cosa si è specializzato in questi anni? Ma io ho cominciato a lavorare nell'Istituto di Patologia Generale che gli addetti ai lavori, i medici che potessero essere all'ascolto, quelli che hanno avuto a che fare con la facoltà di medicina, è stato diretto da alcuni nomi importanti nelle scienze padovane, prima Massimo Aloisi, poi Giovanni Felice Azzone. E mi sono laureato con il professor Azzone e a quell'epoca ho cominciato a occuparmi di meccanismi di conservazione dell'energia. Cosa voglio dire? Tutte le cellule hanno bisogno, per svolgere le loro funzioni, che vanno dal movimento alla contrazione, chi ne ha più ne metta, hanno bisogno di energia. Certo. Hanno bisogno di fare energia. L'energia è vita per definizione. L'energia da che cosa la ricavano? La ricavano dal fatto che l'organismo nel suo complesso assume del cibo, questo cibo viene rotto in mattoncini semplici, fondamentalmente in zuccheri, questi zuccheri penetrano nelle cellule, vengono ulteriormente modificati e arrivano in quella che è la centrale energetica delle cellule, è una piccola struttura all'interno delle cellule che si chiamano mitocondri. Sì. E questi piccoli organelli sono responsabili della trasformazione, diciamo, dei prodotti dello zucchero in un'energia facilmente utilizzabile dagli altri processi cellulari. Cioè il sistema che fa contrarre il muscolo cardiaco, Sì. senza il quale non saremmo a riusciamo parlare io a e lei, vivere, certo. ovviamente per contrarsi è un processo che richiede energia. Non può usare lo zucchero direttamente, usa un composto che deriva in qualche maniera dallo zucchero, che ad alta energia e che è prodotto soprattutto da questi organelli. E questi organelli quindi producono, quindi io ho cominciato a studiare questo. Poi sono andato in Inghilterra, a Cambridge, ancora nel lontano 77, e lì, partendo da questa base, ho cominciato a occuparmi di problemi che erano in parte correlati con questo, e soprattutto su un problema che è stato poi quello che io ho affrontato per il resto della mia vita, e cioè cercare di capire come le cellule riescono a dialogare tra loro, a passarsi informazioni. Come le monadi leibniziane. Ecco, a passarsi informazioni e influenzare. E che è un problema fondamentale, se uno ci pensa, di un organismo
multicellulare, così come lo è di una società umana. Certo, la comunicazione, Una in cui io comunità. credo moltissimo. Lei se ha degli individui diversi, o hanno un modo per comunicare tra loro, noi adesso Quindi parliamo lo attraverso il stesso suono, alfabeto, lo stesso linguaggio. ecco, proprio. attraverso la parola, attraverso il linguaggio. Se devo comunicare in lontananza, una volta abbiamo cominciato a usare i segnali di fumo, oggi usiamo dei cavi elettrici dove corre della corrente, quindi prima il telegrafo, poi le onde elettromagnetiche, il telefono e via discorrendo. Questo perché solo attraverso una comunicazione lei riesce a mantenere una società Una relazione poi ordinata, in cui certo. uno deve fare un certo mestiere e uno ne fa un altro. Se non c'è questa comunicazione arriviamo a Babilonia. Che cos'è Babilonia? È il caos puro. È il caos in cui non riescono più a comunicare. Certo. La stessa cosa avviene in un ambiente di cellule. Perché? Tutti noi sappiamo che l'organismo è fatto da cellule diverse, sono mattoncini che hanno funzioni diverse. Le cellule del cervello sono quelle che devono fare un certo tipo di mestiere, quelle del fegato un altro, quelle del cuore un altro ancora. Ognuno ha il suo compito, il suo lavoro. Sono fatte diverse, però ora queste non è che possono andare per conto loro. Ognuna Ci deve essere un'armonia. ci deve essere una maniera in cui il cervello è in grado di influenzare il cuore e il fegato deve mandare dei messaggi al cervello piuttosto che al cuore e dire guardate, pompami un po' più di sangue perché in questo momento mi è arrivato un carico di cibo che devo smaltire, eccetera, eccetera. La cosa affascinante, professore, è che in natura poi c'è quest'ordine, no? E questo è il grande Esatto, mistero anche della natura. E se vuole, io quando ne parlo qualche volta con gli studenti, mi capita di fare l'esempio, utilizzano dei sistemi che noi possiamo paragonare a quelli che usiamo noi, società umana, la società delle cellule. Perché? Se lei deve comunicare tra gli uomini in maniera molto veloce, usa un filo elettrico, corrente. Sì. Cosa usa se deve comunicare molto rapidamente il nostro sistema? I nervi. I nervi cosa sono? Non sono altro che dei fili elettrici dove corre della corrente. Parte un neurone qui in alto, passa attraverso il midollo spinale e arriva a farle muovere la gamba. Deve comunicare con minore rapidità, ma magari con un messaggio un po' più complicato? Ci manda una lettera, si scrive una lettera. Si approfondisce. E il nostro organismo utilizza una posta pneumatica, mette una molecola dentro il sangue, questo corre, arriva nella cellula bersaglio dove c'è un preciso indirizzo e gli comunica quello che quella cellula deve fare. Quindi il messaggio parte da una cellula che magari sta di nuovo nel cervello e arriva a una cellula del rene piuttosto del fegato. E poi si parlano nel campielli, da una finestra all'altra, e sono cellule che comunicano tra di loro a distanze vicine, cioè cellule all'interno di uno stesso tessuto che però devono comunicare l'una all'altra. Come stai? Sto bene? No, non sto tanto bene. Così sarebbe anche divertente. In realtà le cellule non hanno anima, ecco, però è molto bello come lo sta spiegando. Però il concetto è lo stesso. Sì, certo. Le faccio un esempio, non sto tanto bene. Le cellule muoiono, si riproducono, nascono, fanno un processo degenerativo e poi rinascono. Quando una cellula muore, bisogna che le cellule vicine sappiano che quella cellula sta morendo, che muore, che deve essere eliminata e che deve essere sostituita. Ma come fanno a saperlo, professore, senza avere appunto un'identità, un'anima, una coscienza? È un sapere chimico? È un sapere chimico. Ecco, e qui è il mistero, è quello che noi cerchiamo di studiare. È proprio quello di capire quali tipi di messaggi partono. E questo è lo studio dei segnali cellulari, no? Il filo conduttore dei vostri studi. Esatto, quello che è stato il mio campo e che è, diciamo, il tema conduttore anche della ricerca che facciamo al VIM. Ecco, quindi vedo, come diceva lei giustamente poco fa, è comprendere i meccanismi attraverso i quali le cellule comunicano tra loro
e appunto questo è di primaria importanza per conoscere le cause di molte malattie oggi incurabili, purtroppo ancora incurabili, e mettere quindi appunto nuove strategie terapeutiche. Ecco, uno dei vostri obiettivi più importanti è anche quello di coniugare la ricerca di base, quindi quello di cui lei sta parlando in biologia cellulare, molecolare e strutturale, con quella clinica, quindi di essere anche di servizio immediato per la medicina, vero Assolutamente sì. professore? Quello che lei ha detto riassume in poche semplici parole quello che è la missione, quello il termine che si usa oggi di un laboratorio come il nostro. Le faccio un esempio a tutti comprensibili. Noi sappiamo che una delle grandi malattie incurabili nel nostro tempo è sempre stata, poi che ha sempre convissuto con l'uomo, sono i tumori. Certo. Che cos'è un tumore? Un tumore in realtà è una malattia proprio di questi sistemi di comunicazione. Cioè un'alterazione dello Dei stato sistemi di di comunicazione. comunicazione. Perché? Quando lei ha un tessuto, poniamo un fegato. Il fegato ha cellule che nascono e che muoiono, come dicevo prima, eppure il suo fegato rimane della stessa dimensione per decine di anni, parecchie decine di anni. Quindi vuol dire che l'equilibrio tra il numero di cellule che muore e il numero di cellule che vive è costante. Certo. Cioè tante ne muoiono, tante ne nascono. Che cos'è un tumore? Un tumore non è una cellula impazzita che cresce molto più velocemente delle altre. A volte è così. Nel senso di neoplasia, no? Proprio Esatto, a scientifico di volte è neoplasia. così, cresce più velocemente delle altre. Quello che però caratterizza il tumore non è tanto il fatto di crescere più velocemente, che in alcuni casi è vero, ma di non seguire questo equilibrio. Cioè il netto in un tumore, più cellule nascono di quelle che muoiono. C'è una sorta di anarchia, no? Di queste Esatto, quindi cellule. perdono la capacità di capire i messaggi che le cellule normalmente si passano, che mantengono questo numero in equilibrio. Ma ancora non si sa come mai avviene questa Si conoscono dissociazione. moltissimi dei meccanismi, poi quando noi parliamo di tumore in realtà dovremmo parlare di tante malattie Certo. che hanno tutte la stessa base, cioè si altera questo meccanismo. Per cui lei può avere che un tumore magari si moltiplica meno velocemente di una cellula normale, però lo stesso è squilibrato perché le cellule non muoiono mai. Ecco che allora lei potrà avere come causa di un tumore si altera il meccanismo di crescita, quindi crescono più in fretta, oppure si altera il meccanismo di morte, muoiono meno rapidamente. Per esempio nelle persone che hanno superato una certa età c'è questo verificarsi È più solo una questione di lento, probabilità. non ci sono anche lì certezze o regole fisse. Diciamo che ci sono ricercatori che pensano che nella nostra vita ognuno di noi sviluppa centinaia o migliaia di volte sviluppa dei tumori e i nostri sistemi di difesa li eliminano. Ah, addirittura, questo non lo sapevo. E poi ce ne sono alcune volte, raramente, queste cellule riescono a nascere in un punto particolare, i meccanismi di difesa non sono efficaci. E poi anche una questione statistica. Se lei va a vedere quante volte ce l'ha in 10 anni, se vive 10 anni le probabilità sono basse, se arriva a 100 le probabilità sono più alte. E poi ci sono dei fattori molto più complessi, Certo, nei fattori quali è inutile esterni anche. entrare in Sì, oggi non dettaglio. riusciremmo appunto a No, fare. però concettualmente questo è il problema. C'è questo E squilibrio, è questa uno non squilibrio che comunicazione tra ovviamente dipende da cellule. tantissime ragioni. Ecco, vedo qui malattie di grande impatto sociale che sono legate proprio anche direttamente alle vostre ricerche, come ho detto prima, neoplasie con particolare interesse al cancro della prostata, del fegato e alle leucemie. Il cancro della prostata risulta il più diffuso nella popolazione maschile over 50, ho visto. Malattie del muscolo cardiaco e scheletrico, malattie neurodegenerative tipo Alzheimer e Huntington, malattie genetiche, in particolare le sordità acquisite e congenite. Questa è una cosa un po' particolare, come mai? Sì, ma se vuole un po' casuale, ma di nuovo è perché si inserisce nello stesso
filone, dice uno che cavolo c'hanno a che fare le malattie dell'udito con i tumori della prostata. Apparentemente niente. Quando Però la lei- nostra materia di base sono sempre Ecco, le cellule, quindi cellule e questo- cellule, vabbè, sono cellule diversissime, con funzioni diversissime, però se lei va al fondo del problema, anche in queste due malattie così apparentemente diverse, quello che sembra nella stragrande maggioranza dei casi avvenire è che i messaggi che le cellule si passano l'une con le altre sono modificate. Abbiamo visto il caso del tumore. Nel caso delle sordità si alterano dei meccanismi di comunicazione tra i neuroni che sono alla base sensitivi, cioè quelli che sono attivati dal suono, e delle cellule intorno che gli creano un ambiente ottimale per la loro sopravvivenza. Se si alterano i meccanismi di equilibrio tra le cellule, diciamo, dell'intorno e i neuroni, questo comporta una difficoltà di funzionamento dei neuroni fino a che questi muoiono. E quindi è sempre un problema di comunicazione tra due tipi cellulari e i meccanismi di comunicazione sono molto simili in tutti i tipi cellulari, sono dei meccanismi relativamente sempre uguali. Le differenze sono dovute al fatto che le cellule sono evolute in un certo modo, sono diverse, hanno dei programmi diversi, Ma ma sono poi i cambiate meccanismi sono... le nostre cellule, professore, nel corso degli anni? C'è stata anche un'evoluzione della struttura cellulare oppure Beh, fondamentalmente siamo rimasti uguali? beh, lei fa delle domande... È una domanda tosta. No, è una domanda abbastanza difficile da Eh, risolvere in poche parole. mm, Cerco di essere semplice. sì. Il patrimonio genetico Mm. di tutte le cellule del nostro organismo è identico. A come eravamo ancora A quando nella l'uovo preistoria? fecondato. No, Ah. no, stiamo Ah, parlando di ok, individuo. ok, Stiamo parliamo di parlando di individui, quindi di individuo. embrione, uovo fecondato. Nel momento in cui lo spermatozoo del suo babbo è riuscito a fecondare l'oocita della sua mamma e si sono fuse ed è nata la prima cellula uovo fecondato, il patrimonio genetico è quello. Che ero È già quello. io. E era già lei. Ero già io. Per cui le sue cellule del cervello e quelle del suo muscolo, del suo cuore, del suo fegato hanno nel nucleo lo stesso DNA. Cosa succede nello sviluppo di un individuo? Succede che alcune cellule, con dei meccanismi molto complessi che si sono sviluppate durante l'evoluzione, eccetera, eccetera, mette a tacere una parte del DNA e ne fa tradurre, si dice, ne fa manifestare solo una piccola parte. E questo comporta quello che noi scienziati chiamiamo differenziamento cellulare, cioè il fatto che una cellula diventa diversa da un'altra per forma, per funzione, per durata di vita e via discorrendo. Ma questo cosa comporta allora? E quindi comporta il fatto che una cellula muscolare, per esempio, di un muscolo della gamba è lunga e stretta e una cellula del cervello è tonda con tante ramificazioni, perché un pezzo del DNA viene messo a tacere, quello che la farebbe diventare muscolo e quindi diventa cellula cerebrale e viceversa. E quindi certo la differenziazione Ecco, cellulare comporta che esatto. E diventiamo quindi poi diventiamo quello che siamo siamo. con tutte le cellule del nostro organismo, ognuno che fa Decisamente il affascinante. proprio mestiere. Che cosa succede? Che quando arriva un messaggio che, le dico, è molto simile nel caso delle varie cellule, però ormai quella cellula sa fare quel mestiere, per cui se arriva il messaggio alla cellula muscolare, quell'altro non può fare che contrarsi. Cioè si specializzano, Si ognuno ha la sua specializza. funzione. Le arriva lo stesso messaggio a quella cerebrale e fa quello che è il suo mestiere di neurone. Beh, questo è affascinantissimo, anche quasi divertente, sì. perché come nella vita, no? Ognuno impara le sue cose e non è quello capace sa di fare fare. altro.
Ecco, io appunto lo ripeto, sono estremamente colpita e affascinata dalla materia, fortunatamente sarà con me anche nella seconda parte del programma, quindi amici lancio la pubblicità, mi raccomando non perdete la seconda parte di Chiacchiere Caffè, sempre con il professor Tullio Pozzan, miglior scienziato di Padova, e si vede, a tra poco. Eccoci amici, bentornati nel vostro salottino di Chiacchiere Caffè, sempre in compagnia dell'ospite, il professor Tullio Pozzan, direttore scientifico del VIM, Istituto Veneto di Medicina Molecolare, ma soprattutto ve l'ho presentato oggi come miglior scienziato di Padova, perché questo è l'ultimo dei lunghi titoli onorifici che il professore ha acquisito. Allora, professor Pozzan, abbiamo parlato in tutta la prima parte di questo affascinantissimo mondo della biologia cellulare, che è quello insomma di cui da anni si occupa, da quando nel 73 si è laureato in medicina all'Università di Padova. Il suo successo è anche il successo, voglio sottolinearlo, appunto dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, sintetizzato VIM, vero, che ha sede a Padova. Che non è un detersivo. Non è un detersivo, è il braccio operativo della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata. Decisamente un fiore all'occhiello della ricerca scientifica padovana, che davvero è un polo da questo punto di vista culturale e di ricerca storico. Insomma, Padova si sa, si dice padovani gran dottori, non a caso, di questo possiamo vantarcene. Allora, mi faceva piacere ricordare alcuni dati dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. È presieduto dal professor Francesco Pagano, all'interno vi operano più di 150 ricercatori provenienti da tutto il mondo, suddivisi in 18 gruppi coordinati appunto da lei, direttore scientifico professor Tullio Pozzan, con la supervisione di un consiglio scientifico internazionale, però leggo qui, di cui fanno parte anche i premi Nobel, spero mi aiuti nelle pronunce, Aaron Ciccanover, israeliano, Hartmut Mikhail ed Erwin Neher. Ho detto bene, quindi addirittura premi Nobel in sinergia insomma con i nostri ricercatori. Lei coordina 18 gruppi, è un impegno insomma non da poco. Sì, no, è un impegno non da poco, è anche un impegno molto piacevole perché si ha a che fare con giovani, con giovani brillanti e con un ambiente che devo dire estremamente stimolante. Ecco, qui voi contrastate la fuga di cervelli con la vostra Noi cerchiamo di fare il contrario, di tenere cioè dei cervelli più migliori. che altro di farli tornare. Ah, perché molti in effetti sono partiti. Il tentativo è quello di far tornare persone che hanno cominciato a fare bene all'estero. Sarebbe pia illusione quello di pensare di far tornare chi ha avuto già il grande successo all'estero. Non riusciamo ad essere abbastanza competitivi, perlomeno è molto difficile esserlo. Però quello in cui possiamo essere competitivi è di offrire a giovani italiani che hanno cominciato ad affermarsi all'estero la possibilità di continuare la loro carriera e di progredire nella loro carriera in Italia e non cercandosi una soluzione in altri paesi europei, statunitensi, asiatici e via discorrendo. Quindi Certo. il tentativo è proprio quello di mantenere in alcuni casi, ma soprattutto di far tornare. Perché la mia sensazione, anzi di questo credo tutti siamo convinti, è importante un periodo di formazione all'estero, perché Certo. ti apre gli Fa sempre la occhi, differenza quello ti apre gli decisamente. occhi e ti permette di conoscere il mondo con cui ti confronti. Nel nostro campo o ti confronti con il mondo o non ti confronti. E il problema non è quello di andare fuori. È bene, si va fuori, ma Si deve tornare auspicabilmente arricchiti, si dovrebbe certo. tornare e far andare avanti questo paese. Bene, questo vedo che è un punto a cui lei tiene molto e quindi va sottolineato Assolutamente sì. anche l'impegno nel sostenere la ricerca, no? Voi vivete anche di donazioni, di sostegni, e allora lo voglio ricordare, insomma, perché è una cosa che riguarda poi tutta la comunità, la collettività, l'importanza davvero di dare una mano, e in questo voglio ricordare il sito internet. Adesso non sto a citare tutti ovviamente i dati bancari e tutto, potete trovare ogni informazione utile anche per sostenere il VIM al sito internet www.fondbiomed.it. Lì ci sono le informazioni e quindi direi davvero, per chi è sensibile, speriamo lo siano in tanti,
importanti al tema della ricerca e anche proprio della medicina, della salute, perché alla fine di quello si parla, insomma, ad avere una sbirciatina al sito non guasta e magari un aiutino neppure, vero professore? No, non guasta assolutamente. Purtroppo sono anni difficili Ci sono i in tagli anche generale lì per il nel in sociale. generale per il Paese e in particolare per la ricerca scientifica. Sono tagli che possono avere degli effetti devastanti sulla ricerca scientifica. Forse in alcuni casi spesso chi ci governa non si rende conto che alcuni danni che si causano in un periodo breve, un anno, 2 anni, per essere recuperati non hanno necessità di altri un anno, 2 anni, ma richiedono 10 o 20 anni per essere Però, recuperati. Sa, quando lei perde, non dico un giovane appena laureato, vabbè, è uno dei tanti che non tornerà, ma se perde, come è successo negli anni recenti, scienziati già formati, scienziati di successo italiani che vanno all'estero, noi perdiamo cifre un che non patrimonio, voglio neanche nominare, certo. che è costato l'educazione di una persona per portarla a questi livelli. Ma perdiamo un patrimonio di conoscenze che avrebbe potuto essere passato ad altri. Ecco, quindi io credo che anche l'impegno del singolo privato che dice ma cosa vuol dire il mio contributo dei 10 euro? E invece vuol dire perché Anche le gocce fanno gli i 10 oceani. euro se vengono versati da una comunità sufficientemente ampia possono permettere a un giovane ricercatore di poter fare una ricerca oppure di non poterla fare, di acquistare una strumentazione o di non poterla acquistare e via discorrendo. E Quindi infatti, è assolutamente vitale. allora, sottolineiamo l'importanza di questa sensibilità da parte della gente e poi anche delle istituzioni. Al riguardo vi è venuta a trovare una rappresentante della nostra amministrazione locale, lei è la presidente della provincia di Padova, Barbara Degani, è venuta al VIM, ci vediamo un nostro servizio, poi torniamo sempre con il professor Pozzana, via con le immagini. La presidente della provincia di Padova, Barbara Degani, ha visitato la sede della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata. Sicuramente questa è una fondazione, è un polo di eccellenza, è vicino agli ospedali, ma qui si fa ricerca vera di altissimo livello, di altissima qualità e quindi con orgoglio che il Presidente della provincia viene a visitare uno dei centri più importanti che ci sono nella nostra provincia. Nel nostro piccolo, devo dire, diamo una testimonianza che in Italia si può fare buona ricerca, i risultati non mancano e naturalmente vogliamo che questi risultati ottengano l'attenzione che meritano. Quello che abbiamo cercato di fare è quello di mettere insieme in un'unica struttura diciamo, i ricercatori di base con clinici, quindi quelli che poi vanno sul malato, vedono il malato, conoscono e curano i pazienti. Qui dentro in questo momento ci sono realtà della comunità scientifica padovana che sono in parte università, in parte. Eccoci qui, abbiamo un po' tagliato il servizio, si è visto anche lei appunto che accompagnava la presidente Degani. Professor Pozzan ha sempre sognato di fare lo scienziato fin da piccolo? No. No, non era interessato alle assolutamente cellule? no. Quando sono andato all'università sono rimasto molto incerto se fare il filosofo Ah, ecco, io ho fatto filosofia. Ma e non- poi ma ho detto boh, in fondo se faccio medicina magari potrei fare lo psichiatra che assomiglia un po' al filosofo, sì. oppure potrei fare il clinico, oppure magari anche lo scienziato. Era attirato Ho provato. dalla natura umana comunque, Sì, questo questo la sicuramente. affascinava. E da giovane sì, ero attirato dalle scienze, questo sì, ma non avrei mai pensato che Di fosse il diventare mio il miglior destino. scienziato di Padova, uno Sì, dei no. migliori 15 anche se lei continua a Sì, voler sì, sì, sminuire quasi questa cosa, però è scientifica, non può sì, è dire scientifica. assolutamente il contrario. E cosa le piacerebbe raggiungere tra i suoi obiettivi di ricercatore? Sempre nella ricerca Che cosa della mi biologia piace? molecolare, cellulare. Ma io credo che ci sono delle cose che vorresti raggiungere come persona e delle cose che vorresti raggiungesse
la società, le persone che ti stanno intorno, e le seconde sono più importanti. Certo. Quello che ognuno di noi fa è portare un mattoncino, nella migliore delle ipotesi, a una grande costruzione che è la conoscenza, che è la salute dell'uomo, eccetera, eccetera. Quello che tu puoi fare soprattutto è quello di allevare delle persone, far capire che scienza fatta bene si può fare anche in questo paese e che è uno straordinario compito nella vita. Quindi la formazione per lei La è formazione dei fondamentale, giovani trasferire è le beh, conoscenze. sa, uno non avrebbe fatto il docente universitario se non credesse in questo. A livello personale mi piacerebbe che qualcuna delle mie scoperte servisse o fosse importante per curare qualcuno. Quindi per le patologie di cui abbiamo parlato prima. Per qualcuna delle Per patologie, qualunque in alcuni cosa. casi è impredicibile. Se ne posso dire, forse una delle osservazioni più importanti che ho fatto nella mia vita è stata alcuni anni fa, insieme con un paio di colleghi, uno dei quali ha vinto il premio Nobel 2 anni fa, per questo tipo di scoperte. E quello che abbiamo scoperto era un nuovo metodo per misurare un parametro cellulare, che allora sembrava una curiosità, poco più che una curiosità per ricercatori. Non era stato colto. Oggi non c'è laboratorio di ricerca diciamo, e delle ditte farmaceutiche che non usi questa metodologia, e sono serviti per mettere a punto dei farmaci di cui noi non abbiamo nessun merito, però hanno usato il metodo che noi abbiamo A monte c'era il messo a vostro punto. lavoro, quindi insomma qualche sogno si è già realizzato. Sì, ecco, non in ho questo... forse ho curato indirettamente qualcuno, Beh, insomma, perché gli ho decisamente, permesso di fare certo, dei farmaci è una che catena, curano. no, in cui Certo. dopo ci deve essere la capacità di ognuno di dare un contributo Piccino per stare piccino. meglio. Ma piccino, lei ridimensiona Piccino sempre picciò. tutto, No, professor Pozzan. no, ma è vero, chiunque sa, anche le grandi scienziati, quelli che hanno appunto vinto il premio Nobel, portano dei mattoncini. Ma è così che si Però costruiscono magari gli è il mattoncino edifici. finale o quello più importante, senza il resto, se no tutto il castello casca. Certo, e invece mi incuriosiva ancora sapere quale scoperta scientifica, sempre nel settore, nel campo della biologia cellulare, l'ha particolarmente affascinata, fatta anche da suoi colleghi o che ritiene particolarmente rivoluzionaria anche proprio nel panorama della ricerca. Ma sa, ce ne sono, se guardiamo negli anni, ovviamente sarebbe, quando lei mi parlava, dice, ma quale potrebbe essere stata la ricerca l'ultimo Sì, paio d'anni? quelli più L'ultimo paio recenti che d'anni. l'hanno un po' colpita, incuriosita. Ma forse quella che a me ha colpito di più nell'ultimo paio d'anni è la capacità di far tornare indietro, far tornare bambine le cellule. Ah, mi parlava prima fuori Sì, onda, è la scoperta di un un giapponese. giapponese che ha dimostrato, cioè, c'è molta polemica sulle cellule embrionali, le cellule staminali. Sì, decisamente. Cellule staminali che potenzialmente in un futuro, temo non vicinissimo, io vorrei anche in questo tenere Cauto, low profile. cauti, essere cauti, non illudiamoci che siano dietro l'angolo l'utilizzo Delle staminali. delle staminali per la cura delle malattie, non sono fra 6 mesi, non sono fra un anno. Ci vuole ancora tempo. Poi magari sarò contraddetto, ma insomma i tempi per applicare all'uomo, quindi con i rischi potenziali, sono abbastanza lunghi. Beh, quello che la polemica sulle staminali è legata da dove si prendono. Si prendono dall'embrione umano, oppure si prendono da cellule adulte. Ecco, la scoperta di questo ricercatore giapponese è quello che si può prendere una cellula adulta dello stesso soggetto, la si può riprogrammare e farla diventare cellula staminale. Però decisamente rivoluzionario, Ecco. capisco che sia stato Dopodiché colpito. le applicazioni
Si vedranno. Si vedranno. Ecco, come si dice, chi vivrà vedrà, professore. Speriamo che le nostre cellule stiano sempre bene, ci permettano di vedere il più a lungo possibile. Vede, io sono Purtroppo, vecchissimo, ho 109 anni, ma non ma se li sembra. porta benissimo, 109 anni. Secondo me ha scoperto qualcosa sulla giovinezza, come si dice Sì. così, magari non ci vuole ancora rivelare. A parte il sorriso, sono veramente stata felicissima di averla qui. Il tempo è tiranno, l'avrei tenuta altre 2 ore, però so che ha anche un po' di male a un braccio, non voglio approfittare, vero, della sua disponibilità. Ci vediamo in chiusura un video del VIM, appunto braccio operativo della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata, sono una decina di minuti di immagini, così continuiamo ad approfondire il tema appunto della ricerca nel campo della biologia molecolare e cellulare, e io davvero la ringrazio moltissimo, professor Pozzan, le auguro un fantastico fine settimana, spero di riaverla presto qui, così continuiamo queste chiacchierate, perché Volentieri, la un ospiterei saluto. quasi periodicamente, no? Sì. Perché sono molto affascinata. Un grande saluto ai vostri telespettatori, e un grazie e un buona Pasqua a lei, e ricordatevi che la vita nostra, dei vostri figli, dipende da quello che non io, ma Anche lei. la comunità scientifica Anche farà per lei, voi. miglior scienziato di Padova, lo voglio sottolineare. Grazie. Grazie al professor Tullio Pozzan, appunto miglior scienziato di Padova, direttore scientifico del VIM. Amici, vi lascio le immagini del VIM e mi raccomando, passate un fantastico fine settimana e vi aspetto sempre qui lunedì fra le 13 e le 14 nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Ciao, buon weekend a tutti. La ricerca che si svolge al VIM è quella che va sotto il nome di ricerca di base, cioè quel tipo di ricerca scientifica nel campo della medicina che si propone di studiare i meccanismi molecolari e cellulari delle malattie dell'uomo e che rappresenta la base per lo sviluppo di nuove medicine o di nuovi protocolli terapeutici. I due mondi della ricerca, che prima erano la clinica da una parte e la ricerca di base dall'altra, completamente separati, hanno capito che era il tempo di mettersi insieme, di stringere un rapporto di stretta collaborazione per far sì che il frutto della ricerca passasse, transitasse rapidamente nell'applicazione clinica. Il tipo di malattie di cui ci occupiamo, in particolare al VIM, sono tumori, tumore della prostata, tumori del fegato, malattie del cuore, quindi alterazioni del funzionamento delle cellule cardiache, malattie genetiche ed in particolare sordità genetiche o malattie del muscolo e del sistema nervoso, malattie neurodegenerative, quindi malattie molto comuni quali l'Alzheimer e il Parkinson, e infine malattie del sistema immunitario, cioè quello che ci difende dall'aggressione di batteri e virus. I laboratori di ricerca qui al VIM sono tutti organizzati con un group leader, in genere molto giovane, che coordina un gruppo di ragazzi di varia età. In genere ci sono degli studenti di postdottorato che possono aver maturato anche un'esperienza all'estero prima di venire qua, poi ci sono degli studenti di dottorato e poi dei laureandi.
Nell'insieme il tipo di background culturale che hanno i ricercatori in questo istituto è molto vario, ci sono medici, ci sono biologi, chimici, fisici, e questo ovviamente, questa eterogeneità garantisce un approccio alla ricerca ad ampio spettro. Il BIM è un oggetto costoso. Se si vuole fare ricerca applicata e pura alla frontiera della ricerca internazionale bisogna avere strumentazioni, bisogna avere relazioni ad alto livello. Il BIM è riuscito a coagulare l'attenzione e il generoso supporto di varie istituzioni private, le fondazioni bancarie, ma poi attorno alle fondazioni noi abbiamo avuto il concorso di banche, di società private e anche di singoli donatori che hanno capito l'importanza di promuovere la ricerca di base nel nostro Paese proprio come strumento di avanzamento della ricerca e anche come strumento di mantenimento della competitività economica del Paese. I laboratori sono organizzati come open space e questo offre l'opportunità ai gruppi che lavorano nel medesimo open space di avere momenti di contatto anche e soprattutto scientifici che possono essere poi estremamente utili per la ricerca del singolo. Quando abbiamo creato il VIM insieme a un gruppo di colleghi, l'obiettivo era quello di fare un centro di studio un po' che fosse un modello, diciamo, per la ricerca scientifica in Italia e quindi che ci fosse una valutazione continua della ricerca anche da parte di gruppi esterni. Ogni 2 anni veniamo visitati. Noi abbiamo un comitato scientifico internazionale che valuta appunto periodicamente quello che viene fatto dai vari gruppi di ricerca. So we decided to make subsequent crossing of the market. C'è una visita da parte di questi 13 esperti internazionali, tra cui ci sono 3 premi Nobel, che si fermano qui un paio di giorni. Prima hanno ricevuto tutti i risultati delle nostre ricerche, i nostri programmi per il futuro, però non si accontentano di guardare le carte, vengono a parlare con i giovani e a discutere quelli che sono stati i risultati e quelli che sono i programmi. E sulla base di questa loro visita poi fanno un rapporto che ci inviano e noi teniamo presente questo rapporto per reindirizzare le nostre ricerche. Well, I have been here now 3 times and I think the institute here is serving 2 very important functions. Once it's addressing issues of health-related research, which of course is very important for our society. And secondly, I think what's particularly specific for this institute, it gives young researchers chances to work in a top environment with a good instrumentation, with just colleagues around who really address very topical issues.
olandese, sono venuto qua in Italia 8 anni fa. Io che ero formato nella fisica, volevo fare una tesi, diciamo, in un campo un po' diverso, per cui ho contattato un professore nella biologia molecolare che era interessato a darmi la possibilità, diciamo, di fare una tesi di laurea. Il VIM è un posto in realtà dove si fa sicuramente ricerca di alto livello, in realtà su campi molto diversi anche, no? E questa, diciamo, è anche in qualche misura una ricchezza per i gruppi che sanno, perché si ha modo di confrontarsi su tecniche o su aspetti scientifici, teorici diversi. E c'è lo sforzo di dover vedere le proprie cose anche da punti di vista diversi e doverli spiegare anche a persone che non sono, che pone quindi la propria ricerca sempre sotto domande molto più acute. Ho deciso di rimanere, anche tanto perché l'ambiente creato qua è un ambiente un po' fuori dal diciamo, sistema universitario che c'è in Italia, che allora effettivamente dà la possibilità di fare ricerca a un ottimo livello, sia tramite collaborazioni che all'interno dell'istituto, che semplicemente perché i gruppi che sono qua sono molto forti, per cui sono molto stimolanti. Per me è bello, cioè io mi diverto a stare in laboratorio, cioè sicuramente è faticoso, così, però c'è un clima credo molto, molto vivace. È un lavoro che si fa gomito a gomito, quindi in realtà siamo un po' tutti alla pari. Questa è una cosa che io ho sperimentato moltissimo negli Stati Uniti, con cui mi sono trovata molto bene e che mi porto dietro.